Tashidele a tutti, io sono Tanzania Kambobaro e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. Sua Santità il Dalai Lama riafferma di vivere una lunga vita. Sua Santità il Dalai Lama si congratula con Nancy Pelosi per il premio NDI Democracy. Sua Santità il Dalai Lama si congratula con il vincitore del Global Teacher Prize, Ranjit Singh Dissel. La Cina detiene e molesta una donna tibetana. Sikyong incontra il ministro ombra degli affari esteri canadese. L'amministrazione centrale tibetana si congratula con Matteo Mekachi per la nomina al nuovo direttore dell'Ufficio per Istituzioni Democratiche e Diritti dell'Uomo. US Mission di Ginevra organizza una tavola rotonda virtuale sulla libertà religiosa in Tibet. Il gruppo parlamentare svizzero per il Tibet si riunisce per discutere i piani futuri. I tibetani si uniscono alla Marcia della Pace per la Giornata dei Diritti Umani in Giappone. Il rappresentante Tashi Pinzo presenta Gratitude Webinar. I tibetani celebrano il 31esimo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace al Sua Santità il Dalai Lama. Il Dipartimento di Informazione e Relazioni Internazionali conclude le serie di conferenze su 4 impegni. Giovedì di questa settimana, mentre si rivolge al suo pubblico durante il suo insegnamento in occasione del 601esimo anniversario della scomparsa di Joson Kappa, Sua Santità il Dalai Lama ha rassicurato la sua volontà di vivere una lunga vita. 지 대면 승례로 지기다 나차 되잖아요. 다 간다. 다 디디 돈을 야삼던데 어다 나다 츠름부 대고 하 중소 삼월지. 별 자신 매망게 지 로샤서 로데서 엔수스데 별 산제게 담바 다 별 지숑 다 가다 게 민기 돈에 직다 팽기 어려다. 가다 가면 가서 자갈래도 봐. 별기다 최대 리종스를 시라시라 도나스게 말이 딱 아주 되게 할래 근데 돈에던 전문이 찔이야 지 subject 사제기 때문에 subject 내부터 또 고려해야 지기 내가 가서 샴디 주요래 저서가 말해서 나로려야 다내 미지 치즈부터 정보 로 자자 가르치기 다 지다한다 데 기즈피디더스네 경 계산자서 예배 거두기 어디에 기즈 주고 싶도가 개발 전부시리샤 공기 패실 내롱데 레시네 거도 기즈 아더 샤중에 되게 숨비열라 다 디치디 나 패지 로자도 주숨 쳐야지 어디도 롱데도 저선 아래 심슈 깨셔 어다 아니 별 자신 매만 뒤에기 시우지가 이시체 진행제 세상가 닝제 다 벽을 산제기 담바 벽을 리숑 지 윤도 내야려야 내 체지 윤도 내야지기 다 저시우스도 선진데 인도에 딱 보면 되게 괜찮아서 보면 되게요 아니 말도 사물로 지금 후다보다 제시 두스를 내년에 후다보다 시기요. Il leader spirituale tibetano si è congratulato con Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, sulla vittoria del premio Democrazia del National Democratic Institute in riconoscimento della sua leadership rivoluzionaria come leader politica donna e per la sua strenua difesa di democrazia e diritti umani in tutto il mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta l'8 dicembre. Sua Santità ha detto di ammirare profondamente la ferma
presa di posizione di Pelosi sulla verità e il suo coraggioso sostegno per la lotta tibetana. I really admire your determination, your courage to show your support about Tibetan, how to say, the struggle. You visited Tibet and also come here. So I really appreciate. You not only sort of sympathy, friendly feeling, but you have such courage, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. Sua Santità il Dalai Lama ha scritto a Ranjit Singh Dissel, insegnante di scuola elementare di Maharashtra, India, per congratularsi con lui per aver vinto il Global Teacher Prize di quest'anno. Lodando il suo lavoro, Sua Santità ha detto che tutto il lavoro di Dissel sono esempi di compassione in azione. Secondo le notizie, una donna tibetana, Tsering Tso, è stata arrestata arbitrariamente il 12 novembre 2020 da ufficiali cinesi locali da casa sua di Xining ed è stata portata a Tirka, centro detenzione della contea, per i post illegali su WeChat. Successivamente è stata sottoposta a 10 giorni di detenzione amministrativa e una multa di 1.000 yuan. È stata accusata di aver causato altri atti provocatori, ma non le è mai stata spiegata cosa costituivano precisamente e questioni legate alla stabilità nei suoi post su WeChat. Nel 2017 Tsering Tso è stata detenuta nella stanza degli interrogatori dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Prefettura di Yushu dopo aver sostenuto i diritti dei tibetani locali per domandare passaporti in conformità con la legge nella prefettura autonoma tibetana di Yushu. Lei era brutalmente picchiata da un ufficiale di nome Jamka della divisione dell'amministrazione per l'immigrazione di ufficio di pubblica sicurezza di Yushu. Sigyon Dr. Lobsang Senke ha avuto il suo primo incontro con il partito conservatorio del Canada Leadership sotto il suo nuovo leader Ivan O'Toole sabato scorso. Sigyon ha avuto l'opportunità di fare un breve discorso con onorevole Michael Chong, ministro ombra degli affari esteri. Sigyon ha esortato il signor Chong a sostenere la mozione che è stata approvata dal Comitato Speciale, che sarà presa in considerazione dal Comitato Permanente e poi dalla Camera dei Comuni. Il signor Chong si è impegnato ad incontrare Sigyon pubblicamente sia in opposizione che al potere. Ha convenuto che la situazione affrontata dai tibetani e uiguri è un caso di genocidio culturale. All'incontro hanno partecipato il rappresentante Ngudub Tsering e Tenzin Kangtsar, che ha aiutato a coordinare la riunione. Il rappresentante Ngudub Tsering, ufficio del Tibet, Washington DC, ha incontrato il membro del congresso Ben McAdam dello Utah questo mercoledì per salutarlo e per dimostrare apprezzamento per il suo sostegno incrollabile per il Tibet. Sigyon Dr. Lobsang Senke e il presidente del Parlamento tibetano in esilio Pema Chödrön si congratulano con Matteo Mekacci, presidente della campagna internazionale per il Tibet, per essere stato nominato il nuovo direttore dell'Ufficio delle Istituzioni Democratiche e dei Diritti Umani a Varsavia. La missione permanente degli Stati Uniti d'America presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra hanno organizzato una tavola rotonda virtuale sulla libertà religiosa in Tibet, la nomina dei leader buddisti e la successione del Dalai Lama, lo scorso venerdì. Insieme al relatore ospitante l'ambasciatore Andrew Bromberg, il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, c'erano il coordinatore speciale
degli Stati Uniti per le questioni tibetane e sottosegretario di Stato per la democrazia, diritti umani e lavoro, Robert Adestro. L'ambasciatore generale degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale, Sam Brownback. Il direttore di Outreach of the International Campaign per il Tibet, Tenchon Gyatso, e il presidente dell'amministrazione centrale tibetana, Dr. Lobsang Senke, come relatori. I relatori hanno disapprovato le interferenze della Cina in materia di rincarnazione dei leader buddista tibetano e hanno evidenziato le distruzioni compiute dal Partito Comunista Cinese in Tibet, negando ai tibetani il diritto fondamentale di praticare la religione. I think we have to call out not only their desire to appoint the next Dalai Lama, which is an absolute ludicrous charge that a government would put forward, but also the breadth and depth of their human rights abuses and their war on faith. PRC officials prohibit the display of the portrait of the Dalai Lama within China. Authorities routinely detain Tibetans for possessing his image. 30 Tibetan Buddhist monks were arrested last year simply for having the picture of the Dalai Lama on their cell phones. The Communist Party repeatedly claims to protect religious freedom, but how can this be when it criminalizes the mere possession of a revered leader's picture? Lunedì di questa settimana i membri del gruppo parlamentare svizzero per il Tibet si sono incontrati a Berna al margine della sessione invernale del Parlamento iniziata. Durante l'incontro sono state discusse una serie di questioni, tra cui l'attesissima strategia estera della Svizzera sulla Cina. I parlamentari hanno assicurato un sostegno continuo ai tibetani e al rilancio della voce sulla deplorevole situazione dei diritti umani in Tibet. Rappresentante Chime Rinzin e Tinle Chuki del Tibet Bureau Ginevra, Champa Samdo Tsering, membro del Parlamento tibetano in esilio dall'Europa e presidente dell'Associazione Svizzera di Amicizia Tibetana, Thomas Buckley, hanno partecipato all'incontro. In una marcia per la pace organizzata congiuntivamente da SFT Giappone, Mongoli Meridionali, Uiguri, Hong Kong e comunità taiwanese a Tokyo per commemorare la giornata dei diritti umani la scorsa settimana, la comunità tibetana in Giappone e altre comunità represse hanno protestato contro le violazioni dei diritti umani e l'aggressione territoriale da parte del governo cinese. Il rappresentante Dr. Arya ha detto che l'affermazione della Cina di portare sviluppo e paradiso in Tibet è solo una pura propaganda, poiché rifiuta il libero accesso alle missioni indipendenti delle Nazioni Unite, ai diplomatici stranieri e giornalisti per accertare la verità in Tibet. I manifestanti, tenendo in mano bandiere e striscioni, hanno marciato attraverso la città di Asakusa, famosa per il Sensoji Tempio, sollevando slogan che chiedono la fine della repressione cinese e ripristino della libertà e diritti umani in Tibet, Mongolia Meridionale, Turkestan Orientale e Hong Kong. Mercoledì di questa settimana lo Sherdub Tengeling Buddhist Center, con sede in Belgio, ha organizzato un webinar di ringraziamento in Belgio. Il rappresentante Tashi Phuntsok, ufficio del Tibet, Bruxelles, nel suo discorso introduttivo ha ricordato lo spirito della resilienza tibetana sotto la grande guida di Sua Santità il Dalai Lama. Il webinar è stato presieduto da Venerabile Tsinten Phuntsok del centro e vi ha partecipato Venerabile Tromtok Rinpoche, abate del monastero Namgyel, Geshe Metok Rinpoche, Geshe Champa Rapten e Geshe Dawa Sangpo. In occasione del 31esimo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la pace a Sua Santità il Dalai Lama, l'amministrazione centrale tibetana ha organizzato oggi una celebrazione alla sua sede per tutto il tempo, facendo attenzione alle precauzioni del Covid-19. Capi dei 3 pilastri della democrazia tibetana, compreso il Kasha,
il Parlamento tibetano in esilio e la Commissione Suprema della Giustizia tibetana, capi degli organi autonomi. Membri della Commissione permanente del Parlamento, segretari e sottosegretari dei dipartimenti dell'amministrazione centrale tibetana hanno partecipato alla celebrazione. In linea con le linee guida Covid-19, in tutto lo Stato il numero massimo per assembramenti era limitato a meno di 50 partecipanti, mentre il resto del pubblico si è unito virtualmente alla celebrazione. Il Dipartimento di Informazione e Relazioni Internazionali dell'Amministrazione Centrale Tibetana conclude le serie di conferenze virtuali di una settimana sui 4 principali impegni di Sua Santità il Grande XIV Dalai Lama. L'ultimo giorno della serie di conferenze si è presentato Tromtok Rinpoche, l'abate del monastero di Namgyel, che ha pronunciato il discorso di chiusura, e i segretari del Dipartimento di Informazione e Relazioni Internazionali hanno ringraziato i relatori e gli spettatori per la conclusione positiva di queste conferenze. Questo è tutto per ora, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.